Nota stampa del circolo del PD di Agrigento, a firma del segretario del circolo Silvio Torregrossa, che dopo la costituzione della segreteria avvenuta qualche giorno fa con l'elezione dei suoi massimi rappresentanti agrigentini, presidente Maria Giovanna Iacono e segretario Simone Di Paolo, scende in campo rivolgendo un invito chiaro e diretto al sindaco Franco Miccichè e al capo dell'opposizione, l'ex sindaco Carollo Firetto, perché facciano un confronto pubblico in presenza o in televisione affinché ciascuno di loro possa esporre le proprie posizioni e la città di Agrigento abbia modo di vedere e capire chi dice le bugie. La materia del contendere per il Partito Democratico riguarda proprio la spazzatura, che era stata una delle leve con le quali è stata scardinata la precedente amministrazione. Non solo, è sempre presente in tutti gli angoli della città, quelli più nascosti, ma anche quelli più in vista. Ma vi sono tante situazioni che appaiono peggiorate, secondo il Partito Democratico di Agrigento, con le discariche abusive che si incendiano, i cumuli di rifiuti maleodoranti sparsi in ogni dove, le voci di dissenso che prima martellavano giorno per giorno, oggi sono mute, cercando anzi di fare da supporto esterno, dimostrando per il PD, se ancora ce ne fosse bisogno, che quella di prima era una campagna denigratoria organizzata e finalizzata al discredito a prescindere dall'attività della presenza costante e puntuale dell'assessore Nello Amel e di tutta l'amministrazione. Lo stesso discorso, descrive il PD nel suo comunicato stampa, vale per l'attività di scerbatura che tanto spazio ha occupato sui social media per le critiche feroci, l'ironia spesso scomposta che venivano utilizzate per sottolineare una situazione che nessuno ha mai nascosto o sminuito. Quello che però non si può non sottolineare, afferma la nota stampa del Partito Democratico, è che tutto veniva addebitato a incapacità dell'assessore e dell'amministrazione e la certezza che veniva assicurata che, come d'incanto, una volta cambiata la guida amministrativa, tutto si sarebbe risolto. Abbiamo visto invece che la realtà è ben diversa, probabilmente peggiore di quella precedente. La città è invasa dalle erbacce, dovunque vi sono le foreste che venivano prima descritte con disprezzo, ma soprattutto si dimostra ogni giorno che passa in maniera più evidente l'incapacità dell'amministrazione Miccichè a risolvere i problemi che aveva promesso di eliminare subito e facilmente, tanto da indurre tante persone in buona fede a crederci.